Buongiorno, oggi faremo i panini all'olio. Iniziamo con gli ingredienti. Ci vogliono 1 chilo di farina 00, qui 2 uova, 80 ml di olio extravergine di oliva, 2 bustine di lievito secco per chi non ce l'ha fresco, un pizzico di sale, 40 g di zucchero e 500 ml di latte tiepido. Iniziamo a mettere insieme i nostri ingredienti. Mettiamo il chilo di farina in una ciotola. Facciamo un buco al centro della farina e andiamo ad aggiungerci 2 uova. E via. Iniziamo a mescolare un po' le nostre uova. Nel frattempo aggiungiamo al latte il lievito di birra. E mescoliamo. Andiamo ad aggiungere poco per volta anche il latte con il lievito. Ci vado ad aggiungere lo zucchero, 40 g di zucchero, un pizzico di sale, e l'olio. Continuiamo ad impastare. E possiamo continuare sul nostro tavolo di lavoro. Aggiungiamo un po' di farina se risulta appiccicoso.
iniziamo a prendere 50 grammi di pasta, pesiamo 48, iniziamo a lavorare, possiamo per farli belli tondi stenderli un po' e poi ripiegarli su se stessi più volte. Un bel panino rotondo e lo adagiamo nella nostra teglia. I nostri panini sono pronti, adesso li mettiamo a lievitare per 2 ore in forno spento ma con la luce accesa. Vai. Dopo 2 ore di lievitazione i nostri panini sono pronti per essere infornati a 170 gradi per 15 minuti.